In onda la rassegna stampa. Arriva la bomba che scoppia in bomba, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Se crollano i monti e saltano i ponti, si tratta di me, aspetta il balcone che ingroppa il ciclone, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Arriva la bomba che scoppia in bomba, si tratta di me, con l'urlo finale e un salto mortale, ritorno da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 7 maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa del buon Sammy Varin che io sto temporaneamente sostituendo e infine videopillole e molta altra bellissima robetta. Quindi collegatevi. Le coordinate a cui incrociamo 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi e il telefono 0292947222 quando lo dirò io, probabilmente anche dopo, diciamo, le 9, perché oggi il sottosegretario Morelli non sarà con noi per l'Italia da fare, quindi avremo un po' più tempo per le telefonate. La canzone, il disco start con cui abbiamo cominciato, Arriva la bomba di Johnny Dorelli del 1967 con Dorellic, qualcuno di voi lo ricorderà sicuramente, e che dire di più, saluto il mio pastore di onde, il grande Francesco, gli auguro buon lavoro perché senza di lui io non potrei essere alle vostre orecchie né tantomeno nei vostri occhi. E detto ciò, ladies and gentlemen, the day has come. Signore e signori, tra poco meno di 9 ore sarà conclave. Finalmente. Finalmente. Da questo momento, dalle 16:30 di oggi, finiscono le fantasie
e si entra nel mondo della realtà. 133 cardinali da ogni parte del mondo dovranno decidere chi sarà il prossimo vicario di Cristo. Una figura che ovviamente per i cattolici ha un rilievo importantissimo, ma che ne ha anche a livello mondiale, perché la Chiesa è l'ultima organizzazione morale che abbia ancora un peso, una potenza e soprattutto la capacità di dire una parola che non si usa più in questa società: no. Per cui saranno qualcuno dice che in 2 o 3 giorni avremo il Papa, non lo so. Ovviamente le prime pagine di oggi parlano quasi tutte, anzi tutte quante di questo, ma io prevedo sorprese, prevedo sorprese. Vediamo che cosa succederà. Allora, cominciamo quindi con le agenzie, ladies and gentlemen, partiamo subito a sprombattuto. L'ANSA, eccola qui, in Vaticano al via il conclave, basta guerre, l'eredità di Papa Francesco per i cardinali, la liturgia che precede l'extra omnes, prima fumata oggi stesso. Tra l'altro la fumata è attesa per le 19, quindi nel corso di Zoom vi ragguaglieremo di questo. Sembra quasi provvidenziale, stasera Antonio Zennaro non ci sarà, per cui nella seconda parte della trasmissione faremo ovviamente la radiocronaca in diretta del conclave, vedremo insomma se sarà una fumata nera, molto probabilmente sì, oppure una fumata bianca, nel qual caso strologheremo non poche considerazioni sul fatto. Fronte asiatico, scontri tra India e Pakistan, preoccupazione della Cina, Rubio invita a disinnescare la crisi, 26 morti in Pakistan. Medio Oriente, Trump, altri 3 israeliani ostaggi di Hamas sono morti. Ucraina, missili e droni russi su Kiev nella notte, 2 morti, 6 feriti. E poi naturalmente ieri c'è stato l'incontro tra Kearney, il primo ministro canadese, e Donald Trump. Kearney sfida Trump alla Casa Bianca, non siamo in vendita. Il tycoon replica mai dire mai, toni cordiali ma restano i nodi. Vedremo come andranno le cose. Trudeau padre, che era un grande politico a differenza di suo figlio, disse una volta che il Canada e gli Stati Uniti navigano su barche differenti ma nelle stesse acque. La BBC, eccoci qua, la BBC, è riapparso Biden, signore e signori. Lazzaro, vieni fuori! Eccolo qui. Biden rilascia la prima intervista da quando ha lasciato la Casa Bianca, la rilascia all'emittente britannica. L'82enne ex presidente critica la gestione del successore della guerra in Ucraina e diciamo così lo sfida sulle sue stesse parole e soprattutto dice che Trump cerca in tutti i modi di essere accomodante con Putin facendo pressione con l'Ucraina. Dall'altro lato Kearney dice a Trump che il Canada non è in vendita, punto, ma naturalmente questa è la risposta che lui ha dato quando Trump gli ha detto di proporre al Canada un bellissimo matrimonio incorporando il paese all'interno degli Stati Uniti d'America. Trump continua a provarci, ma non ha capito che noi con i terroni non ci mescoliamo. Io, essendo anch'io un canadese, io con quelli del sud, cioè quelli lì, gli americani, non mi ci mescolo. Va bene, no, scherzi a parte, dai, è una battuta, però è altrettanto vero che sono 2 identità proprio culturali completamente diverse, quindi proprio difficile che il Canada diventi la 51esima stella della bandiera americana. Andiamo a vedere i quotidiani, sono le 7:38 minuti e 38 secondi. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, parola allo spirito, il fatto dopo la missa proeligendo pontifice in mattinata, i giuramenti e la possibile prima votazione. Da oggi inizia il conclave, i 133 cardinali nella Sistina per eleggere il successore di Pietro. Nell'ultima congregazione l'identikit di un Papa Pastore, chiesta maggiore collegialità. Di spalla, Merz, l'agguato e l'elezione, mancano all'appello 18 voti, poi CDU ed SPD
compattano la maggioranza, governo subito debole, franchi tiratori al Bundestag, il neocancelliere tedesco eletto solo alla seconda votazione. Come vedete i problemi non li ha solo Parolin, li ha avuti pure Merz, ma poi alla fine tutto si aggiusta. Medio Oriente, Israele bombarda l'aeroporto di Sana'a, gli USA stop ai raid, gli Houthi si arrendono. Il Corriere della Sera, eccolo qua, il Corriere della Sera non apre col conclave ma apre con Merz, governo col brivido, Trump, sui dazi potrei essere flessibile, incontro col premier canadese, sfida sul 51esimo Stato americano, Germania, franchi tiratori in azione, eletto cancelliere Merz, solo al secondo voto. Si apre il conclave, stasera la prima fumata, Parolin favorito, il caso del cardinale escluso. L'intervista all'arcivescovo del Salvador, Gregorio Rosa Chavez, Salvador, scusate, ogni tanto mi vengono fuori questi accenni di disco music. Il porporato del Salvador, Chavez, irreversibili le scelte di Francesco, vedremo. Fotonotizia a centropagina, eccoli qua, in effetti l'ho ascoltata ieri alla radio, c'erano Fulvio Collovati e l'immenso Repice. A Repice stava venendo veramente un coccolone nel fare la radiocronaca, ma è stato leggendario. Ammetto che persino io, che non mi interesso di pallone, mi sono entusiasmato. Champions, gol, emozioni, vince 4-3, vola in finale, un'Inter leggendaria, niente il Barcellona. C'è stato il fuoco poi di spalla, Yemen, raid di Israele, c'è stato il fuoco tra USA e Houthi, Donald hanno capitolato. Il Fatto Quotidiano, riarmo UE, la Corte dei Conti lo boccia, Roberta Mezzola difende il Parlamento, 2 sberle per Ursula e le sue Sturmtruppen, armi e meno welfare, i giudici contro l'uso dei fondi di coesione, l'aula girata vuol ricorrere, riparte il dialogo tra USA e Mosca, Putin rivede Witkoff, discussi i termini per far la pace e questioni territoriali. Donald vola in Medio Oriente, annuncio rilevante, Trump, resa degli Houthi, fermo i raid, la Lega critica Bibi, Meloni in imbarazzo. Il giornale fa lo scoop, signore e signori. Oggi la prima fumata, Parolin, sono turbato. La confessione privata del cardinale all'amico d'infanzia, bell'amico. Fare il pontefice, non so che cosa sia meglio per me. E così lo abbiamo azzoppato. Cioè, ma veramente fino all'ultimo minuto, ma poi grande amico d'infanzia, uno che si vende una confidenza privata del genere di uno che è lì e potrebbe diventare papa. Ok, d'accordo. Le previsioni, il segretario di Stato favorito dopo le prime conte. Nel 1200 i porporati riuniti a Viterbo, quell'elezione infinita, 1006 giorni per eleggere il papa. Era il 1271 e da qui nacque il cum clavis, cioè l'essere riuniti, chiusi a chiave pur di tirare fuori un papa. Ora dice l'opposto, un diritto ad astenersi, la memoria corta della sinistra sul referendum, vedete, mamma mia, addirittura il logo dei democratici di sinistra. Signori, quanti ricordi, domenica 15 e lunedì 16 giugno 2003, non votare un referendum inutile e sbagliato è un diritto di tutti, lavoratori e non. Ora invece andate tutti a votare. Com'è che cantava Mina? Folle banderuola. Via libera solo il secondo voto, Merz premier col brivido, ora la Germania è più debole, Medio Oriente, l'annuncio di Trump, resa degli Houthi. Il Tempo, grande titolo anche qui, conclava, si chiude la Sistina dei veleni tra accordi, patti, tradimenti, da Parolin a Besungu, chi ci spera i bergogliani arrivano divisi e i conservatori saranno decisivi. Giudici in politica, di spalla, l'ultima crociata delle toghe rosse, guerra al Jobs Act, il lavoro non è merce. Sul referendum vertice dei ribelli Dem, ma Schlein già prepara le purghe, Renzi attacca, il PD non è quello di prima. Caos in Germania, la falsa partenza di Merz, va sotto al primo voto, poi diventa cancelliere, l'intesa con l'SPD traballa, parla Buttiglione, la svolta a sinistra della Merkel, è stato un vero fallimento. Lo schema Meloni è replicabile. Yemen nel mirino, Israele attacca gli Houthi mentre Donald ferma i suoi raid sui ribelli. Vertice alla Casa Bianca, Dazi, Trump corteggia Kearney, ma il leader canadese non ci sta.
il nostro paese non è in vendita. Quadro astrale di Branco per il conclave, signore e signori. Le stelle danno due favoriti. La luna sceglie Pizzaballa, lo scorpione indica Usyk. Hai capito, Branco? Il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, la clausura dei porporati, tre certezze, vizi, preghiere. Ci sono questi due cardinali che stanno parlando tra di loro, uno è Schönborn, l'altro non so chi sia, e allora il cardinale Schönborn, l'arcivescovo di Vienna, si volta verso l'altro confratello e gli dice: ma secondo te ci sarà qualcosa da mangiare? E penso proprio di sì, ho visto pure che hanno messo su una specie di barbecue. Date una medaglia a quest'uomo, però oggi tiratina d'orecchie, perché quella del barbecue è dello Statale Ionico, che è una bellissima pagina Facebook che fa ironia su Calabria e calabresi. Andatela a visitare su Facebook, perché appunto è da giorni che fanno i cardinali calabresi che si sono fermati all'autogrill a Sala Consilina, poi sono arrivati in Vaticano portando salsicce calabresi, induia, provolone, e stavano facendo la grigliata. La Repubblica, eccoci qua, comunque sempre immenso, Osho che salutiamo. La Repubblica, la Chiesa sceglie il nuovo Papa, i 133 cardinali elettori entrano in conclave, oggi pomeriggio dopo la messa l'extra omnes e la prima fumata. Da domani 4 scrutini al giorno nella Cappella Sistina, Parolin favorito, attesi a San Pietro 250.000 fedeli. Di spalla Germania, Merz con il brivido, eletto cancelliere alla seconda votazione. Champions, la pazza Inter è in finale, vittoria ai supplementari contro il Barcellona 4-3, dopo una partita show, decisivo un gol di Frattesi. La Stampa, vedete questa foto, oddio, non valorizza tanto il blu sbigottito del giudizio universale michelangiolesco, ma il titolo è leggendario, devo dire: i giorni del giudizio. Via al conclave alle 16:30, si chiudono le porte della Cappella Sistina, la prima fumata prevista alle 19. Cardinali divisi, 6 cordate per scegliere il nuovo Papa. Parolin Tagle, la trattativa di Giacomo Galeazzi, il successore che vorrei, Jorge Mario Bergoglio. Ma lo lasciate in pace ora che è andata all'altro mondo, benedetti Dio. E andiamo giù, dialogo su Gaza e Iran, Trump, gli Houthi hanno ceduto. Israele bombarda lo Yemen, telefonata a Putin e Netanyahu, Germania eletto solo alla seconda votazione, Merz, il cancelliere fragile schiacciato tra SPD ed AfD, le idee, l'ora più dura per noi ebrei in diaspora, Morris, la striscia non si può occupare, il diritto internazionale sotto le macerie, ne parla Rula Gebreal. La Verità, eccola qui, figuraccia planetaria, e questi dovrebbero guidare l'Europa con Macron. E quanta ragione c'è in questo commento. Il governo tedesco nasce zoppo, appunto. L'ammucchiata messa in piedi appositamente per tenere AfD fuori dalla stanza dei bottoni naufraga al primo voto sotto i colpi dei franchi tiratori. Merz passa soltanto al secondo tentativo. Non era mai successo, macchia indelebile sul suo esecutivo. Weidel al contrattacco dopo il report degli 007, cancelliere screditato, torniamo alle urne. Fotonotizia a centropagina, vedete gli zucchetti, si riconosce qui a destra, questo è evidentemente il cardinale Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, queste spalle eminentissime dei cardinali. Oggi il via al conclave, ecco i 10 nodi che il prossimo Papa dovrà sciogliere. Maurizio Belpietro dice una sacrosanta verità, un altro Bergoglio, col suo pontificato le chiese si sono svuotate. Poi basta Wuhan, Trump stoppa gli esperimenti sui supervirus, al bando il gain of function, Battacaria, giorno storico, non solo Renzi, i progressisti ridanno i regali col contagocce, da premier la Meloni ha restituito 10 volte più dei predecessori, si attua il patto di Abramo, pericoli, il piano per spazzare via gli Houthi e dare il controllo di Gaza ai sauditi, molta strada da fare per la Casa Bianca, Pulitzer e Met Gala ci ricordano che la peste woke infuria ancora, sempre grande Francesco Borgonovo.
I giudici ordinano la demolizione parziale della mansarda di Sonia Beatrice Calzoni, abusivo il loft dell'Archistar che lavorava con Sala. Siamo commossi. Libero fa un titolo, ma soprattutto la fotonotizia che sono leggendarie. Io devo conoscere quello che fa i titoli al Libero, come quello del Tempo, devono diventare amici miei. Germania allo sbando, fumata nera per Merz. Il nuovo messia degli europeisti eletto cancelliere solo alla seconda votazione. Non era mai successo. Ora sarà costretta a rivedere i suoi piani per Bruxelles. Il fotomontaggio è bellissimo, c'è la fotografia a centropagina, la vedete, questo è fatta con l'intelligenza artificiale, vedete che c'è il Bundestag, il Parlamento tedesco, dalla sua cupola trasparente in vetro si alza una fumata nera che manca una locomotiva. Di spalla, da Parigi a Bucarest, il volere popolare è diventato un dettaglio, ne parla Daniele Capezzone, lo sciopero dei treni, Landini e soci fermano l'Italia e se ne vantano, e poi le ultime polemiche sugli esclusi, la CNN vota pizza balla, via al conclave, ecco i 5 favoriti. Fermeranno gli attacchi alle navi, Trump annuncia la vittoria, gli Houthi si sono arresi. Fausto, Iaio e Ramelli, le vittime di destra in Serie B, la diocesi applaude, bimbi in moschea, ok dei preti. Sommessa preghiera al nostro Signore, mandacene uno che metta a posto questo casino. Rubati alla Sicilia, l'indagine sui bronzi di Riace. Andiamo a vedere Italia Oggi. Eccola qua. Italia Oggi, Sava Sandir, quotidiano economico, giuridico e politico, apre con una notizia di diritto, o meglio di fisco. 110%, il fisco bussa alla porta, la mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale legittima le entrate ad avviare verifiche ispettive presso l'immobile interessato. Tac. Merz azzoppato dai franchi tiratori, forse anche del suo partito, ma poi ce l'ha fatta. L'analisi di Roberto Giardina da Berlino che poi avremo modo di leggere. Media, Sky Sport, il tennis protagonista dei palinsesti estivi, Claudio Plazzotta ne parla a pagina 19, Francesco Cerisano invece concorsi pubblici a pagina 28, nei bandi le PA potranno valorizzare l'esperienza professionale maturata durante i contratti a termine, e poi in alto Giovanni Cominelli, da 40 anni in Italia una guerra civile strisciante, se ne esce solo con la legittima, oddio, scusate, mi si è impuntato il cambio, scusate che sfollo, ecco, da 40 anni in Italia una guerra civile strisciante, se ne esce solo con la reciproca legittimazione. Oh. E appunto il pezzo è del collega Cominelli a pagina 9. Diritto e rovescio, implacabile come sempre il nostro Pierluigi Magnaschi. In Australia è entrata in vigore una legge, il Conversion Practices Ban Act 2024, che vieta le cosiddette terapie riparative, ossia l'accompagnamento psicologico per quelle persone che vogliono uscire dalla propria omosessualità o transessualità. Sono vietate le pratiche, i trattamenti o gli sforzi sostenuti diretti a individui sulla base del loro orientamento sessuale o identità di genere con lo scopo di cambiare o sopprimere l'orientamento sessuale o l'identità di genere dell'individuo. Il divieto sussiste anche nel caso in cui sia il soggetto stesso a richiedere l'intervento. La violazione può comportare il carcere fino a 5 anni e il pagamento di $100.000 di multa. Sembra quasi che la lobby LGBTQ, che per molti anni ha lottato per la propria libertà sessuale, una volta entrata nella stanza dei bottoni, sia diventata più oppressiva e autoritaria di coloro contro cui ha combattuto. Parole santissime, non sante. Le 7.53, direi che siamo in orario, possiamo passare adesso ai quotidiani locali, e quindi Brescia Oggi, giustamente essendo bresciano, Brescia Oggi ci gongola pure, c'ha ragione. L'elezione del nuovo Papa inizia oggi con la missa pro eligendo celebrata dal decano bresciano. Il cardinale Re apre il conclave con 133 cardinali, stasera alle 19 attesa la prima fumata. Poi abbiamo una morte bianca, cade dal ponteggio nel cantiere, muore operaio di 24 anni, che poi peraltro che espressione stronza, morte bianca.
La morte è morte, punto. Corriere del Mezzogiorno, no, non lo scrive, cioè Morte Bianca non lo scrive Brescia Oggi, l'ho detto io e poi mi sono commentato da solo. Corriere del Mezzogiorno, Campania, sanità, liste d'attesa, scoppia la polemica. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, calcio e violenza, stadio selvaggio, 3 in carcere, arrestato anche l'uomo picchiato sotto gli occhi del figlio, la svolta dopo il video shock, questo dopo la partita Bari-Pisa. Corriere del Trentino, comunali, le ricadute del voto, accoglienza, no di Lega e Fratelli d'Italia agli Aneselli, alto là delle opposizioni all'annuncio del sindaco, linea dura, le ACLI, ragioniamo sull'integrazione. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, l'intervista, Zaia, un errore, quella preghiera, il presidente e i bimbi portati in visita alla moschea, dico sì al dialogo ma ci sono dei limiti. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, delitto Claris, le versioni contrastanti degli amici. Corriere della Sera, dorso di Brescia, l'emergenza abitativa, oltre 180.000 case sfitte. Corriere della Sera, dorso di Milano, l'emergenza, morti sul lavoro, la strage continua. Corriere della Sera, dorso di Roma, conclave, gli occhi del mondo su San Pietro. Corriere Torino, case in barriera, ora la regione vuole l'esproprio. Corriere dell'Alto Adige, il voto a Bolzano, per Andriollo si complica la rimonta, il team K verso l'equidistanza. Il Corrarati studia un accordo con Gennaccaro per governare nei quartieri. Corriere di Bologna, il partito, ribaltone nel PD, Mazzoni lascia. Corriere Fiorentino, la Toscana, Airbnb, già pronti i ricorsi al TAR. Corriere della Romagna, edizione di Rimini e San Marino, Il Mondo a McFruit. Gazzetta di Modena, tiene in garage la madre morta per incassare la sua pensione. Gazzetta di Reggio, furti al Santa Maria Nuova, ormai siamo all'emergenza. Giornale di Brescia, extra omnes, inizia il conclave. Il Cittadino, quotidiano di Lodigiano e Sud Milano, Senna, malore in studio, morto il medico. Il Giornale Milano, i referendum dell'8 e 9 giugno, cittadinanza veloce, Sala vota sì, Fratelli d'Italia, la sinistra fa solo propaganda. Io non vado a votare. E se vado a votare gli voto contro. Il Piccolo di Trieste, università eletta la rettrice. Scusate un attimo. Il Secolo XIX, conclave, attesa per la fumata, telefonini vietati per i cardinali. Il Tirreno, ospedali riuniti, gli stipendi dei primari, Bagnoni al top. Gazzetta del Mezzogiorno, l'ora del conclave. La nuova di Venezia e Mestre, Barca Velox, si comincia. La prealpina, computer batte tumore, diagnosi precoce grazie all'intelligenza artificiale, Varese insegna. La provincia di Como, il cardinale sul conclave, ci guidi lo Spirito Santo. La provincia di Cremona, cercano l'erede di Francesco, e poi sotto, cioè, è anche un po' un controllo. Questa è veramente da Small Town News, la rubrica comica che faceva Letterman. Cioè, cercano l'erede di Francesco, e sotto, gioventù bruciata, vabbè, è involontario ovviamente. La provincia di Lecco, Bione, appaltato lo svincolo, verranno tolti i parcheggi. La provincia di Sondrio, BPS, trimestrale storica, molla il nuovo presidente. E poi chiudiamo con la Repubblica Palermo, eccola qua, tac. Come Smart Palermo, la città scommette sul digitale, il capoluogo scala le classifiche nazionali dei siti più accoglienti per i lavori a distanza. Lo chiamavano South Working durante il Covid. Allora, che ora si è fatta? Le 7:58. Le 7:58, prima di dedicarci a tutta la vicenda conclave, io direi che si possa partire con Merz e segnatamente appunto con il suo governo che nasce azzoppato al secondo voto. Eccolo qua. Lo vedete qui, Roberto Giardina da Berlino con Italia Oggi, avantieri è stato anche ospite a Zoom. Merz cancelliere, si è parlato dell'AfD. Nel primo scrutinio non ce l'aveva fatta, dimostrando la debolezza del nuovo governo. Merz cancelliere, ma al secondo voto. Fra chi lo ha impallinato potrebbero esserci anche dei suoi. Scrive Roberto Giardina, solo alla seconda votazione, ieri pomeriggio, Friedrich Merz è stato eletto cancelliere, ma la bocciatura al mattino è stato un evento storico, non era mai avvenuto e rimane un pessimo segnale per il lavoro della nuova coalizione tra cristiano-democratici e socialdemocratici.
Merz ha ottenuto 325 ja e 289 nein sulla carta SPD, CDU, CSU avevano 328 voti. I franchi tiratori nella seconda votazione sono stati solo 3. Nel primo scrutinio Merz aveva ottenuto 310 ja, avevano votato contro in 307, 3 gli astenuti, una scheda nulla. Chi erano i 18 traditori? Quasi sicuramente andrebbero cercati nelle file dell'SPD, che respinge i sospetti. Ed è anche vero che nelle file cristiano-democratiche molti non amino il loro leader Merz. L'incertezza sull'identità dei franchi tiratori è già una chiara risposta. La coalizione rossonera non offre garanzie. Merz, 70 anni il prossimo dicembre, ha annunciato di voler essere un capo di governo forte in grado di dirigere la sua squadra, diverso da un debole Olaf Scholz, ma si teme che non sia possibile. La leader dell'AfD, Alice Weidel, dichiara: la bocciatura è la prova della debolezza del nuovo governo, una coalizione d'emergenza. Bisogna tornare a votare. Angela Merkel ha voluto assistere alla prima votazione al pomeriggio nella tribuna d'onore. La poltroncina riservata a Frau Angela è rimasta vuota. Sono le 8, noi ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo con Roberto Giardina. Ci sentiamo dai giornalisti Riccione 2017 e torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento. E non ci penso più, faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te. Le serie iniziano, video di ragazzi pezzi dentro ad un telefono. La notte è giovane, sognami adesso. Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento. E non ci penso più, faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te. Sotto il cielo, di Berlino, mangio un pezzo panino, e ti perdo. Faccio schiaffi, con l'asfalto, col cemento le prendo, come se fossero te. Nuovo sentimento, nuove scarpe, nuova casa, nuova città in centro con la macchina del tempo, nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle, parte il campionato, si riaccendono le stelle. Sotto il sole, di riccione mi perdo. E non ci penso più, faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te. Come se fossero te.
E rieccoci alle 8, 4 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Stavamo parlando appunto del capitombolo che Merz ha fatto per poter diventare premier della Germania, anzi cancelliere della Germania, e Roberto Giardina spiega perché si sia verificato questo pasticcio. Il modo che ha permesso di giungere a un secondo scrutinio nello stesso giorno, spiega su Italia Oggi, è un altro sintomo del caos che regna a Berlino. Era necessaria una maggioranza dei 2/3 per evitare un rinvio a venerdì, non occorreva votare, bastava l'accordo con i leader dei partiti. Merz non voleva l'aiuto della Linke perché una regola interna della CDU-CSU vieta ogni collaborazione col partito dell'estrema sinistra, come con l'AfD all'estrema destra. Ed era contrario anche Lars Klingbeil, il nuovo leader dell'SPD, futuro ministro delle finanze e vice cancelliere. I socialdemocratici vogliono mantenere le distanze con i post-comunisti per non perdere i voti. Le strategie politiche fino all'ultimo stavano per prevalere sull'interesse del paese. Solo un leader della CSU, il bavarese Alexander Dobrindt, che sarà il nuovo ministro dell'interno, aveva il numero del cellulare della direzione della Linke e di sua iniziativa ha telefonato. Anche l'AfD ha appoggiato la decisione di votare di nuovo al più presto. Ma nessun deputato dell'opposizione alla fine ha votato per Merz. Si è temuto, fino allo spoglio, che venissero a mancare i voti di alcuni deputati della maggioranza e che per una strategia del tanto peggio tanto meglio l'AfD votasse a favore. Un cancelliere eletto grazie ai voti degli estremisti, denunciati come neonazi e un pericolo per la democrazia, sarebbe stato costretto alle dimissioni, che avrebbero portato a nuove elezioni. Secondo le previsioni della scorsa settimana, se si votasse domenica, Merz non avrebbe più la maggioranza e l'AfD potrebbe salire al primo posto alla pari con la CDU-CSU al 25%. Subito dopo il voto negativo, la borsa di Francoforte è crollata di 2 punti, per poi risalire di 1 punto. Una giornata per giocatori di poker e che ha tenuto col fiato sospeso milioni di tedeschi incerti sul futuro. Ma alla vigilia il programma della coalizione rossonera non suscitava grandi speranze. L'indice di fiducia degli imprenditori era salito appena dello 0,2% e l'AIFO, l'istituto economico, è prudente. Dopo 2 anni di calo per il 2025 prevede la crescita zero. Merz diventa cancelliere dopo 6 mesi e 1 giorno dall'inizio della crisi e 2 mesi e 2 settimane dalle elezioni anticipate del 23 febbraio. La crisi non è solo conseguenza dei dazi annunciati da Donald Trump o della guerra in Ucraina. L'industria tedesca paga anche degli errori commessi dai politici. I disoccupati oggi sono 2.900.000, 141.000 in più rispetto all'inizio di dicembre, quasi 1.000 in più al giorno. Come previsto, oggi Merz potrà volare a Parigi per incontrare Emmanuel Macron e subito dopo andare a Varsavia. Vuole che la Germania riprenda il suo ruolo guida tra est e ovest, ma sulla scena internazionale il suo prestigio è compromesso. Questo è quello che vorrebbe fare il leader dell'Europa, vi rendete conto? L'Italia, ora permettete se io mi esprimo in questo modo non molto salottiero, l'Italia ha avuto una botta di culo storica che veramente sono quei terni all'otto che ti escono una volta nella vita sulle ruote della politica, perché benedetti Dio, vi rendete conto? Cioè la Germania parte con un premier che è uno azzoppatissimo, il quale anziché fare una telefonata a Roma e dire senti Giorgio ci vediamo, parliamo, facciamo, diciamo, telefona a un altro bollito che a giugno molto probabilmente vedrà Rassemblement National salire dal 30 al 50%, non lo so, e che peraltro è un cadavere politico, visto e considerato che nel 2027 ciaone, ormai gli restano 1 anno e mezzo di presidenza della Francia, e poi che fa? Se ne va a Varsavia, con tutto il rispetto per gli amici polacchi, ma cioè questo qui vorrebbe fare il capo dell'Europa, uno che non si regge in piedi politicamente parlando e che politicamente parlando c'ha 2 di petto e 3 di pressione, quindi tanto per dire. Già che ci siamo, 340 670 9659 se volete dire la vostra e se volete naturalmente intervenire su questo
tema. Vi ripeto, del conclave ne parliamo dopo, perché se no qui facciamo veramente Radio Maria e non è il caso, con tutto il rispetto per padre Livio. Anche perché alla fine quello che c'è da dire è sempre la stessa cosa. Andiamo a vedere invece le notizie, eccoci qua. Il centrodestra, tra l'altro, poi c'è questo servizio a pagina 17 del Corriere della Sera. Il centrodestra si divide su Merz, la Lega attacca, apertura della Premier. Per Meloni insieme possiamo fare la differenza, l'opposizione, ma il cancelliere va a Parigi. E andiamo a vedere quindi che cosa succede. Per l'elezione di Merz, scrive la collega Adriana Logroscino, alla seconda votazione dopo la clamorosa bocciatura del Bundestag alla prima si congratulano i massimi esponenti al governo. Credo in particolare che Germania e Italia, dichiara Meloni, le due più importanti economie manifatturiere d'Europa, possano fare la differenza per il rilancio della competitività. Sono certa che sapremo raggiungere insieme risultati importanti non solo a livello bilaterale, ma anche di Unione Europea, G7, NATO e sui principali dossier internazionali. Il vice premier forzista e ministro degli esteri Antonio Tajani, che si era confrontato con Merz anche pochi giorni fa al congresso del PPE a Valencia, rivendica l'amicizia personale col cancelliere e ribadisce l'opportunità di un asse anche a livello europeo. È l'inizio di una nuova stagione politica, il suo auspicio. Col pragmatismo dei nostri governi rafforzeremo i legami tra Italia e Germania. Unendo le nostre capacità industriali renderemo più forte l'Europa. Se il vice premier leghista Salvini evita altre dichiarazioni ufficiali, Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, dopo la bocciatura della prima votazione va all'attacco. Quando si governa per isolare chi la pensa diversamente, anziché dare risposte a cittadini e imprese, finisce così. Altro che cordone sanitario e indagini contro l'AfD. Sulla stessa linea il commento di Roberto Vannacci. Questo è il risultato di quelle politiche scellerate dei governi che usano il cordone sanitario come strumento di dominio e di esclusione, dice ad affaritaliani.it. Un popolare a Berlino, è il ragionamento dei meloniani, è comunque una buona notizia dopo anni di freddezza col governo del socialista Olaf Scholz. Si può recuperare un'intesa anche perché i rapporti tra la Premier e Merz, garantisce un fedelissimo di Fratelli d'Italia, sono molto buoni e contatti ci sono già stati. Ora ci sono più chance per creare un canale privilegiato. Intanto Merz vede Macron e subito dopo sarà in Polonia. Gettano acqua sul fuoco dalle parti dell'esecutivo. Sono tappe abituali e la Polonia è presidente di turno del Consiglio dell'UE. La visita a Roma non è fissata, ma non si farà attendere. Tajani è al lavoro per concretizzarla. Vediamo che cosa succederà. Certo è che partiamo un pochettino male, già che ci siamo con questa prima uscita. Andiamo a vedere. C'è un'altra cosuzza, ecco qua, sempre restando in tema di Germania, ecco qui. In tema di Germania abbiamo La Verità che, ecco, dice giustamente Paolo Del Debbio, vorrebbe guidare l'Europa con Macron, ma la locomotiva tedesca è deragliata. Berlino tocca il punto più basso, con lei l'asse con Parigi è ormai ridotto a una mensola. Quello che è già certo, scrive Del Debbio sulla Verità, è che con una Germania così malconcia e con una Francia con un presidente tanto velleitario quanto debole, che ha provato a inserire la sua sede in San Pietro tra quella di Donald Trump e quella di Volodymyr Zelensky, ed è stato respinto come fanno certi gruppi di bambini che dicono non ti vogliamo a giocare con noi, nel momento in cui per l'Europa si sta presentando l'occasione non creata da se stessa, ma imposta da quello che sta succedendo nel mondo, dazi, guerre, destabilizzazione geopolitica dell'ordine mondiale precedente, la debolezza di questi due paesi, che una volta si chiamava l'asse franco-tedesco e che ha dominato la politica europea in modo scorretto, molto spesso sleale, nonché contro le regole della concorrenza, non è più un asse, ma è diventato una mensola sulla quale si sono accovacciati i due paesi, essendo crollato sotto di essi il consenso
e lo sviluppo economico. Più che asse si potrebbe chiamare il listello franco-tedesco. D'altra parte, quando si riduce un paese potente come la Germania, guidato da una schiappa inconcludente e inidonea come Olaf Scholz, a un paese debolissimo perché gli elettori voltano le spalle ai partiti che lo hanno governato a favore di un partito estremo, vuol dire che si è rotto quel patto che aveva legato per tanti anni la grosse coalition, e alle macerie di questa si risponde con un governo che nasce posticcio e si è disposti, invece di farlo col popolo, a fare un patto col diavolo, cioè ad accordarsi con chiunque e a qualunque condizione pur di raggiungere i propri obiettivi. Se nello stesso giorno un governo non viene votato al mattino dai suoi e viene viceversa votato nel pomeriggio, vuol dire che nelle ore trascorse tra le due votazioni si è fatto qualche garbuglio e imbroglio, un accrocco che al confronto il pastone che si dà agli animali è qualcosa di più unitario. Certo, c'è anche da considerare che con questi due paesi così conciati il governo italiano, pur criticabile, gode di una stabilità che gli altri si sognano, e la rispettabilità di cui gode il premier all'estero a questo punto può giocare un ruolo ancora più fondamentale, ma certamente ancora più difficile. Come potrà un governo così importante che guida il paese più popoloso d'Europa non diventare in tempi brevi un governo pasticcione per tutto ciò che dovrà pagare a coloro che dalla mattina al pomeriggio hanno cambiato idea? O sono stati oggetto di un'illuminazione divina, o lo sono stati per un colpo di reni morale dell'ultimo momento, oppure lo sono stati perché gli è stato promesso il possibile e l'impossibile, e quella palla al piede Merz se la porterà dietro e se la ricorderà tutti i giorni quando dovrà entrare nella doccia vedendo di non rompere il vetro che la circonda con detta palla di ferro. Non vi aspettate un mea culpa né dalla Francia né tantomeno dalla Germania, non vi aspettate un riconoscimento dell'evidente debolezza di ambedue, aspettatevi la solita arroganza e tentativi di prevaricazione come al solito, soprattutto dopo le farneticanti dichiarazioni di Emmanuel Macron, che ha letteralmente detto: ora più forte che mai il motore franco-tedesco, sta ora a noi rendere il motore, il riflesso franco-tedesco più forte che mai, accelerare sulla nostra agenda europea di sovranità, di sicurezza, di competitività per i francesi, per i tedeschi e per tutti gli europei. Appuntamento a Parigi da domani per lavorarci insieme. Mamma mia, mi ricorda un amico che tornò al bar la notte dopo essere stato in discoteca ed essere entrato in una rissa dicendo: ne ho prese tante, ma qualcuna l'ho anche data. Aveva il viso tumefatto, forse era più raziocinante di Macron. Certo è che, a parte le loro irragionevoli boria e tracotanza, tutti sanno, e non solo in Europa, che da oggi l'Europa è ancora più debole e Mr. Donald, the President, stasera forse non berrà la Coca Zero come al solito, ma mangerà Würstel tedeschi e berrà lo champagne francese godendo a suo modo, ma anche non rendendosi conto che un'Europa economicamente debole non fa bene agli Stati Uniti e forse fa bene alla Cina. Nel frattempo, sempre sulla Verità, Carlo Tarallo: AfD si gode il suicidio del cordone sanitario, ora fatevi da parte, elezioni al più presto. La Weidel, eccola qua, Alice Weidel, la leader di AfD, dimissioni immediate, non si diventa cancelliere così. Il leader della CSU si schiera contro la messa al bando di AfD. Vedete, ma ora ditemelo voi. Ditemelo voi, vi prego, al 340-670-9659. Ma non sono diventati come l'Italia? Cavolo, pare la prima Repubblica, i franchi tiratori, i governi che si reggono sulla volontà di 2 o 3 scilipoti. Questa è anche la seconda Repubblica, però. Poi che altro c'è? Decisioni che probabilmente verranno corrette con un'alzata di sopracciglio dell'ultimo peone dentro al Bundestag che gli dirà: se tu non fai come voglio io, il governo cade. Cioè, ma vi rendete conto che sono diventati come l'Italia? Mamma mia, una volta erano una nazione seria, cavolo. Tornando alla drammatica giornata di ieri, scrive Carlo Tarallo sulla Verità, Alternative für Deutschland ha avuto gioco facile nell'attaccare Merz e la coalizione CDU-SPD e nel chiedere nuove elezioni. Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di governo, ha detto Alice Weidel,
co-presidente di AfD. Merz dovrebbe dimettersi immediatamente e si dovrebbe aprire la strada a nuove elezioni nel nostro paese. Quanto accaduto mostra su quale debole fondamenta sia costruita questa piccola coalizione, sostenuta da un SPD che gli elettori hanno chiaramente respinto. È la prima volta che accade una cosa positiva, ha aggiunto la Weidel, perché una truffa elettorale di questa portata non può riuscire, non si può diventare cancelliere in questo modo. Che in Germania sia in atto un tentativo molto pericoloso di comprimere la democrazia tentando in tutti i modi di mettere KO AfD, partito che riscuote i consensi dei cittadini presentandosi alle elezioni, lo dimostra una precisazione di ieri mattina, attenzione, del ministro dell'interno tedesco designato Alexander Dobrindt della CSU, che ha dovuto addirittura specificare che i dipendenti pubblici iscritti ad Alternative für Deutschland non devono aspettarsi nessuna conseguenza o procedimento disciplinare dopo la classificazione del partito come estremista di destra da parte dei servizi segreti. Non ci sono conseguenze generalizzate per i funzionari che dichiarano la loro fedeltà ad AfD, ha aggiunto Dobrindt. La lealtà alla Costituzione richiesta ai dipendenti pubblici può essere valutata solo caso per caso. Siamo di fronte, come evidente, a una situazione che, se non fosse terribilmente seria, apparirebbe grottesca, con un ministro dell'interno che deve rassicurare i dipendenti pubblici che scelgono liberamente di sostenere un partito politico che non rischiano il posto di lavoro. Va detta una cosa, la spieghiamo un pochettino. Voi sapete che in Italia l'articolo 98 della Costituzione, direte voi che ci azzecca, ma ci arriviamo, dice che gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Ecco, questo articolo è preso pari pari dalla Costituzione di Weimar, che poi è finito questo articolo anche nella Costituzione attuale della Germania. L'articolo in realtà è mozzo, la versione italiana, perché la versione tedesca dice che gli impiegati sono al servizio esclusivo della nazione e non possono appartenere a partiti politici. Ecco perché li potrebbero licenziare se dicessero io voto AfD o sostengo AfD. Questo è il motivo. Va bene, intanto si sono fatte le 8:21 e 26 minuti. Io direi che abbiamo fatto abbastanza cabaret sulla Germania, anzi è la Germania che si fa cabaret da sola con queste cose che francamente sono brutte da vedere, perché voglio dire, uno che partiva per spaccare il mondo non farà altro che camminare sui trampoli tutti i giorni per cercare probabilmente di sopravvivere e cercare di portare a casa come si dice, portare a casa il governo, la sua stabilità e così via. Auguri, perché non sarà assolutamente facile, sarà una navigazione di quelle che la metà bastano. Roba che il secondo governo Prodi al confronto impallidisce. Ve lo ricordate il secondo governo Prodi, che ogni giorno ce n'era una, che poi andarono a fare il conclave a Caserta, che poi dopo alla fine il governo cadde? Ve lo ricordate quando hanno festeggiato quei due eroi in Senato? Nino Strano si chiamava questo senatore, che ha tirato fuori la mortadella e se l'è mangiata in aula, bellissimo. Giuro, io ho riso 3 giorni quella volta, perché tu ti immagini i controlli di sicurezza, cos'è? E questi sono riusciti a far entrare dentro l'aula del Senato una bottiglia di spumante e 1 etto e mezzo di mortadella, straordinario. Allora, le vostre zappe al 340 670 9659. El Vigo, il clero e compagni sembrano godere nel rinnegare i comandamenti. Non avrai altro Dio all'infuori di me, ma sottomettersi al vitello d'oro islamico affascina. Ancora, caro Antonino, anche gli squallo avrebbero qualcosa da dire sul conclave. Buona giornata e buon lavoro, Enrico da Parma. Sì, nell'album Tromba del 1980 il pezzo è Gennarino primo e io l'ho messo, credo, avantieri a Zoom, perché appunto sì, Alfredo Cerruti immagina questo papa napoletano che viene eletto dopo Wojtyła e lui fa questa considerazione, dice stavo dormendo
quando mi hanno eletto Papa e io mi sono rattato le palle perché i Papa oggi hanno poca decorrenza, e allude in questo modo sì al brevissimo pontificato di Papa Luciani, e poi dopo continua dicendo: il mio predecessore si era fatta una piscina lunga, io a malapena me lavavo la faccia al mattino in Tobacillo. Dice: il mio predecessore si era fatto una piscina lunga a Castel Gandolfo, la famosa piscina di Wojtyła, e io a malapena mi lavo la faccia la mattina nel bacile. Enrico, però se tu mi parli degli squallor a quest'ora, poi apriamo il dossier. Walter, ciao Walter, ciao Antonino. Quindi, per capire, se un canadese ha dubbi sull'interlocutore, lo mette alla prova col test della cadrega? Dimmelo in canadese. Sì, ebbene sì, gli facciamo il test della cadrega, perché anche loro hanno dentro al portafogli best greetings and best wishes, Salvatore Schillaci, the great vizier of all Tarun. Beh, non sanno il francese, basta chiedergli se sanno il francese, se gli piace la poutine, se bevono Crown Royal, se lo bevono possono entrare tutto sommato. Ma quale fumata bianca o fumata nera? Sarà fumata rossa come con Bergoglio. Più che lo Spirito Santo sarà Carlo Marx a ispirare i cardinaloni, Piero. I cardinaloni sono ispirati dallo Spirito Santo, sì. Comunque tra di loro c'è un cardinale che si chiama Marx, non Karl, ma Reinhard, 72 anni, già presidente della conferenza episcopale tedesca, iperprogressista, e questo vi lascia immaginare. Tra l'altro iper incazzato per il fatto che il Papa, comunque la buonanima del Papa argentino, non era molto, come potremmo dire, molto friendly verso i progressisti tedeschi, e la cosa li faceva incazzare non poco, perché quelli lì già vorrebbero le donne prete, tutte queste robe qua. Se volete le donne prete ci sono gli anglicani, potete andare da loro. Allora, le 8:26 minuti e 14 secondi, e vi dicevo, visto che ora abbiamo parlato della Germania, passiamo al conclave. Passiamo al conclave, ladies and gentlemen, e nel passare al conclave c'è questa cosa che francamente mi lascia un po' perplesso. Non per il giornale, ci mancherebbe pure. Bravo anzi Francesco Boezzi che ha portato questo scoop, però per il comportamento di chi gli ha dato questo scoop. Conclave, oggi la prima fumata, Parolin, sono turbato. La confessione privata del cardinale all'amico d'infanzia. Fare il pontefice, non so che cosa sia meglio per me. Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto che è un po' turbato. Inizia così, con il frammento di una conversazione con il cardinale Pietro Parolin, il racconto di un ex compagno di scuola. Andiamo a vederlo questo racconto. Eccolo qui. Apriamo. Oh. Dov'è? Dove sta? Dove sta? Non lo trovo più. Che pagina è il pezzo di Boezzi che non si vede? Sapete che gli occhi non mi funzionano più? Ok, il Parolin sono turbato. Ok, dov'è il pezzo? Ah, eccolo qua, pagina 4. E questo è l'amico Roberto Ambrosi, detto Apo. I due ex compagni si sono scambiati dei messaggi nei giorni scorsi. Mi sento turbato, le voci sull'elezione, l'ansia di Parolin. Quindi 3 giorni fa gli ho mandato un messaggio, ora non risponde più. Gli ho detto che non sapevo quale fosse la cosa migliore per lui. Mi ha risposto che neppure lui lo sa e che è un po' turbato. Inizia così, col frammento di una conversazione recente col cardinale Pietro Parolin, il racconto di Roberto Apo Ambrosi, cantante, oste, ex compagno di scuola del Porporato italiano. La maggioranza degli osservatori danno Don Piero, come lui insiste nel farsi chiamare, come favorito per la successione al soglio di Pietro. E le voci sono tante. Un compito, quello a cui potrebbe essere chiamato tutt'altro che semplice. L'amicizia tra il cantante host e Don Piero si è consolidata negli anni, come testimoniano le tante foto che Ambrosi ci mostra.
Dai pranzi nell'osteria Angelo e Diavolo di Marostica, il mondo di Apo Ambrosi, ai dolcetti di pasta frolla con marmellata di amarene. Glieli ho portati spesso, anche se per lui restano una tentazione. La storia di Roberto e Don Piero fa pensare al Bandito e al Campione di Francesco De Gregori, quella che racconta il legame tra Sante Pollastri e Costante Girardengo, uno dei capolavori del cantante di Roma, guarda caso, compagno di scuola di un altro papabile, il cardinal Matteo Maria Zuppi. Sono i paralleli del conclave 2025. Può andar bene quella canzone, dice il compagno di scuola di Parolin, ma forse è meglio la leva calcistica del 68 e intona: Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Poi aggiunge: gliela dedico. L'oste di Marostica ha già cantato queste strofe, almeno in un'altra occasione, insieme a un altro suo grande amico, il calciatore Paolo Rossi, l'eroe dei mondiali dell'82. C'è anche il video su YouTube, segnala l'ex compagno di scuola del papabile, ma c'è anche un altro trade union. Quando Don Piero è diventato cardinale, eravamo nella Basilica di San Pietro insieme, io e Paolo. C'erano ancora sia Papa Francesco che il Papa Emerito Benedetto XVI. Molti cardinali, quando hanno visto Rossi, si sono fermati a raccontargli cosa facessero mentre lui portava l'Italia sul tetto del mondo. E il porporato non è un gran tifoso. E se Don Piero a scuola non brillava in ginnastica o negli altri sport, lo stesso non si può dire per i temi di italiano e il resto delle materie, ci confida il cantante. Una vocazione forse che scriveva già il suo cammino. Il cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato, non potrà più rispondere ai messaggi di Apo Ambrosi per un po'. Oggi è il giorno dell'extra omnes. I telefonini dei cardinali resteranno a casa Santa Marta, torneranno in loro possesso a fine conclave, ha spiegato il portavoce della sala stampa Matteo Bruni. Niente comunicazioni con l'esterno, come è tradizione che sia. Parolin parte favorito. In questi giorni gli sono stati attribuiti dai 40 ai 60 voti, a seconda della ricostruzione. La sensazione è che la brevità sia l'alleata principale, se si può dire, di Don Piero. Se il conclave dovesse durare poco, l'elezione dell'ex segretario di Stato sarebbe favorita. È quello che dicevo pure io ieri sera. O ce la fa le prime 48 ore o nada. Se invece la fumata bianca non dovesse arrivare entro venerdì, massimo sabato, la candidatura del porporato veneto potrebbe tramontare. Di solito con i favoriti funziona così. Sono le logiche del conclave, che sarà anche una danza di intrighi per noi laici, ma resta anche un'invocazione allo Spirito Santo per chi laico non è. L'oste, il cantante di Marostica, che da Schiavon dista soltanto 5 minuti, invia un altro messaggio al suo amico. Lo sa che Don Piero non replicherà, l'augurio è doppio. Il primo, che il vento sia favorevole. Il secondo, che la vita ci ritrovi uguali. Del resto si sa che un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Sì, però ora io ti voglio bene, Apo, quello che vuoi, ma cioè mollare su pubblica piazza una conversazione privata, io non l'avrei fatto. Tutto qui. Io non l'avrei fatto perché non era giusto. Poi, francamente, voglio dire, che cosa aggiunge? Dice sì, Parolin è indeciso, ma io vorrei vedere chiunque tra questi 133, chiunque tra questi che piglia, si alza e dice sì, voglio farlo io. La verità, questo è emerso nei tanti conclavi che si sono svolti nel corso del XX secolo. La verità è che molti, quando sono lì, pregano perché non vengano eletti. Perché, come diceva il cardinale Siri, è una responsabilità che schianta. Le 8:33, siamo in ritardo. Meteo, pubblicità, tutto quanto, e poi ci ritroviamo con il lip sync Funky Town 1980, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Fronti perturbati atlantici continuano a transitare sul nostro paese e provocheranno anche oggi alcune precipitazioni localmente intense. In mattinata piogge al nord, specie sui rilievi e sulle alte pianure,
ma tempo instabile anche su parte del centro, con fenomeni soprattutto sul lato tirrenico. Prevalenza di schiarite altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità su quasi tutto il centro-nord, con piogge, rovesci e temporali. Meglio al sud. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega. Chi vuole dimostrare 20 anni in meno? Poi lo sapete che non potrete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca e eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
you take me to Funky Town? Won't 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 you take me down to Funky Town? Won't you take me down to Funky Town? Won't you take me E rieccoci alle 8:40 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa di oggi. Chiudiamo la pagina del conclave perché ovviamente c'è chi parla e in questi giorni hanno cercato in tutti i modi di raccontarci che andava bene Madama la Marchesa, poi in realtà non era proprio così. Abbiamo questa intervista di Jacopo Scaramuzzi su Repubblica al cardinale Angel Sixto Rossi, 66 anni, arcivescovo di Cordoba, il quale dice che secondo lui c'è stato un clima familiare sicuramente amichevole e pieno di rispetto, e ha detto che Francesco è stato un uomo che ha spinto la Chiesa e i fedeli ad andare avanti e questa mi sembra una cosa buona. Lascia un'eredità di vicinanza con la gente, desiderio forte di una vera pace del mondo. Se dovessi scegliere un solo termine del suo pontificato, credo che la misericordia sia quello che li batte tutti. Si può tornare indietro rispetto all'epoca di Francesco? Penso di no. Dovremmo approfittare del cammino da lui aperto per continuare a crescere nel dialogo e nell'ascolto. Un cammino di sinodalità, un camminiamo accanto al nostro popolo per discernere insieme la strada da percorrere. Il Papa ha detto che il pastore deve stare a volte davanti al gregge, altre volte in mezzo per ascoltarlo, altre volte dietro per vedere dove Dio sta conducendo il suo popolo. Bene, questo è il parere ovviamente di un bergogliano. Il parere di Maurizio Belpietro è un pelo differente perché giustamente il buon Belpietro dice questa cosa qua. La questione che a me pare fondamentale e che dovrebbe guidare i cardinali nella scelta del futuro capo della Chiesa è che se 12 anni di Francesco siano stati utili al mondo dei credenti, e non nel senso se abbiano indicato la via, ma se abbiano consolidato il popolo di Dio, accrescendo la fede in Gesù Cristo e l'osservanza della pratica cristiana. Purtroppo, se si guarda l'azione di Bergoglio da questa prospettiva, il giudizio non può essere positivo, perché in 12 anni si sono persi per strada molti cattolici. Le chiese appaiono sempre più desolatamente vuote, i partecipanti ai sacramenti sono sempre di meno. Ovviamente non voglio sostenere che sia colpa di Papa Francesco, perché il fenomeno della scristianizzazione viene da lontano e ben prima che lui salisse al soglio di Pietro. E però con lui alla guida della Chiesa non solo l'emorragia di fedeli non si è fermata, ma addirittura è aumentata. I dati italiani sono allarmanti, secondo numeri ufficiali dal 33% di praticanti si è passati al 27% in 10 anni e tra i giovani non si va oltre il 14%, con tendenza al calo di quasi 3% l'anno. Persino l'Osservatore Romano se n'è accorto e ha discusso della questione, ma secondo l'Istat sarebbe anche peggio. Dal 2003 al 23 la proporzione di quanti vanno a messa regolarmente si è dimezzata passando dal 35,5 al 17,9, mentre quella di quanti non ci vanno mai è raddoppiata dal 15,2 al 31,5. Roberto Volpi, esperto di numeri e statistiche, ha calcolato che la pratica religiosa in 20 anni si è indebolita di 4 volte. Non è colpa certo di Bergoglio, però diciamo che con questo pontificato i cristiani di pasticceria, come li chiamava lui, ci siamo ridotti e di molto. Anche perché come puoi sentirti cattolico, come puoi sentirti a posto con la coscienza se tu dici ma io sono per i respingimenti perché bisogna fare i controlli e regolare l'immigrazione, che peraltro è una cosa che è scritta nel catechismo. Gli stati hanno il potere di disciplinare l'immigrazione ed esiste anche un diritto a non migrare. E invece no, tu ti trovai davanti il prete allineato che ti diceva però
dobbiamo accogliere, dobbiamo aprire le braccia, cosa ci dice il Papa, dobbiamo aprire i cuori. E allora quindi non sono un buon cristiano io se sono a favore del controllo delle frontiere. Quindi parabola significa, traete voi le conclusioni di questa vicenda. Va bene, che ora è? Le 8:45, adesso dovremmo avere tra poco l'onorevole Tiziana Nisini. Francesco, quando c'è fammi cenno, che così andiamo con il Qui Parlamento. Nel frattempo, chiusa anche quest'altra vicenda, chiusa anche quest'altra pagina dedicata al conclave, siamo qui sugli esteri del Tempo. Trump alla Casa Bianca corteggia Kearney, ma lui non si fa sedurre, il Canada non è in vendita. Il premier canadese: non saremo mai il 51esimo stato USA, il tycoon smorza, resteremo comunque amici. Il primo ministro Mark Kearney è stato chiaro ieri nell'incontro alla Casa Bianca col presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il Canada non è in vendita. Ma Trump ha ribattuto: mai dire mai. Come ha imparato nell'immobiliare, ci sono posti che non sono in vendita e non saranno in vendita, ha insistito Kearney, dopo che Trump, a sostegno della sua visione di Canada e USA uniti senza il confine artificiale, aveva citato la propria esperienza di immobiliarista. Con tutto il rispetto, le posizioni dei canadesi non cambieranno sul 51esimo stato, ha ribadito Kearney. The Donald ha più volte annunciato di voler annettere il Canada, aggiungendolo ai 50 stati che formano gli USA. Siamo i più grandi clienti degli Stati Uniti d'America nella totalità dei beni, ha aggiunto l'ex capo della Banca d'Inghilterra divenuto primo ministro. Non facciamo molti affari col Canada, sono loro a fare affari con noi, ha chiosato il tycoon, che ha comunque elogiato Kearney, definendolo una brava persona molto talentuosa. Insomma, non è finita a pesci in faccia come con il povero Zelensky, ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, io do il bentornata e il bentrovata all'onorevole Tiziana Nisini. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno a lei e bentrovata di nuovo. Allora, DDL salari, ieri ne parlavo appunto in rassegna stampa, un provvedimento per i giovani, mi pare di capire, non solo. Sì, esatto, diciamo che è un provvedimento che che è incentrato sui salari. Il tema dei salari è un tema annoso, se ne parla da tanto, i salari nel nostro paese sono fermi da 30 anni, mentre in altri paesi dell'Unione Europea negli anni sono aumentati fino a toccare aumenti del 30%, noi siamo rimasti sostanzialmente fermi. Abbiamo dettato una linea come governo, come maggioranza, noi non siamo per un salario minimo legale che è una scorciatoia per non arrivare di fatto a nulla, ma noi siamo a favore della contrattazione collettiva che negli anni ha portato molte tutele, molti benefit ai lavoratori, non come salari diretti ma in maniera indiretta, però comunque aumentando soprattutto con questo governo i soldi nelle tasche degli italiani e dei nostri lavoratori, ma questo non basta. Si parla spesso dei giovani che se ne vanno all'estero, dei giovani che non sono motivati, che non vedono un futuro davanti a loro. Ecco, noi stiamo presentando un disegno di legge proprio che va a incentivare i ragazzi, che va a supportare i ragazzi proprio per dar loro anche la possibilità di costruirsi un futuro, che vuol dire farsi una famiglia, avere un lavoro con degli stipendi congrui, dignitosi, che vadano al passo con il costo della vita, e lo vogliamo fare in maniera puntuale con delle misure specifiche che vanno a supportare, incentivare i ragazzi, ma dall'altra parte vanno a dare anche degli strumenti adeguati alle aziende perché possano assumere. E proprio ieri, parlando con un imprenditore, mi diceva: io voglio assumere, ma non trovo personale, che è il problema che sta colpendo il nostro paese. Quindi noi abbiamo pensato di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato dei nostri ragazzi, andando a dare degli strumenti congrui anche alle aziende, e lo stiamo facendo. Puntare sui ragazzi è una battaglia della Lega che sta facendo in questo governo, anche grazie al ministro Valditara, perché se da una parte
Il ministro Valditara con la sua riforma ha inserito nuovi percorsi formativi che sono al passo con le richieste del mercato del lavoro, quindi delle imprese, andando a dare delle risposte concrete ai ragazzi. Dall'altra parte dobbiamo anche incentivare le assunzioni sostenendo anche la contrattazione collettiva di secondo livello. Di fatto questo disegno di legge riprende un po' la mozione lavoro che abbiamo presentato al congresso della Lega a Firenze, proprio per abbandonare, diciamo così, i vecchi paradigmi che non rispettano più i modelli attuali del mercato, ma dando delle risposte nuove, innovative al passo con i tempi. Certo, tra l'altro, giusto ieri il giornale ricordava, a proposito della contrattazione collettiva, che questo giochino della storia che viene portata avanti dal centro-sinistra, cioè del salario minimo garantito, in realtà è una fregatura, perché i salari minimi dei contratti con la contrattazione collettiva sono molto più alti della miseria che vorrebbero proporre loro. Quindi parliamoci chiaro, cos'altro possiamo fare per continuare a essere concreti anziché perderci appresso a storie di salari minimi? No, sì, esatto, ma anche perché la sinistra punta sul fatto che con il salario minimo legale ci sarà meno lavoro sommerso, ma è una bugia, nel senso che è una follia, nel senso che l'imprenditore che paga i neri lavoratori, che ci sia contrattazione collettiva, che ci sia salario minimo legale, non fa nessuna differenza, continuerà a pagare il nero. Poi l'ho chiamato imprenditori, sono farabutti, chi paga il nero i lavoratori non sono imprenditori, sono tutt'altro. La contrattazione collettiva l'abbiamo dimostrato anche con questo governo, grazie anche al ministro Giorgetti con i fringe benefit, l'abbiamo dimostrato anche con la riduzione del cuneo fiscale, con percentuali che mai c'erano state in passato, proprio a sostegno dei salari più deboli, dei lavoratori più fragili in termini economici. Abbiamo messo dei bonus a tutela a favore delle famiglie, dei nuovi nati. Vero è che noi non abbiamo la presunzione di dire ne abbiamo la soluzione in tasca, noi stiamo programmando un futuro, quello che in passato non è mai stato fatto, anche a livello di inclusione lavorativa con il ministro Locatelli, cioè i nostri ministri della Lega stanno lavorando per andare a sanare quei problemi che attanagliano il nostro paese da anni, andando a sostenere le fasce più fragili che sono i disabili, sono i giovani, come sono al centro di questo DDL salari, e anche le donne che pagano la disoccupazione, andando ad incentivarle con misure importanti che sono state messe in legge finanziaria. Siamo andati ad incentivare anche quei settori più colpiti. Proprio ieri si è discussa la mozione sulla crisi della moda, dove la Lega è stata attore principale facendo tavoli, facendo inserire anche una cassa integrazione ad hoc per il comparto moda, allargando i codici Ateco per quell'indotto che nella bozza iniziale era stato escluso. Quindi la nostra azione è a 360 gradi con tutti i nostri ministri che sono, lasciatemelo dire, sul pezzo per andare a sanare e a risolvere quei problemi che fino ad oggi non sono mai stati risolti. Certamente. Un'ultima cosa, ecco, io tra l'altro riflettevo su questo. È molto facile dire facciamo il salario minimo, benissimo, facciamolo. Dopodiché magari la contrattazione collettiva fallisce, io sono un imprenditore disonesto e dico vabbè, tanto avete il salario minimo, vi porto le paghe a 9 euro l'ora e sono a posto con la legge. Esatto. Cioè, ma perché ci dobbiamo sempre livellare verso il basso? Vabbè, ma perché politicamente fa presa, no? Politicamente Certo. fa presa, però se entriamo nel merito della questione ci sarà una fuoriuscita importante dalla contrattazione collettiva e solo dopo i lavoratori che non sono tecnici capiranno a loro spese, quindi con le buste paga che verranno, che alla fine non sono andati a guadagnare col salario minimo legale, che poi 9 euro è lordo, non è neanche netto. Cioè se noi vediamo anche tutti i contratti che si stanno rinnovando, tantissimi sono sopra i 9 euro. Poi la CGIL che fa la battaglia sul salario minimo legale è quel sindacato che ha firmato per il comparto della sicurezza privata un tabellario base sotto i 5 euro o intorno ai 5 euro. Quindi voglio dire, sono battaglie politiche che non vanno a tutela dei lavoratori, ma vanno
a portare avanti delle bandierine politiche per prendere consensi, i partiti per prendere voti e i sindacati per prendere tessere, tant'è che non tutti i sindacati sono in linea con la CGIL, che sta andando avanti da sola anche sul tema dei referendum. Cioè la CGIL con questi referendum vuole riportare le misure a favore dei lavoratori al 1970, perché si parla di statuto dei lavoratori del 1970, dice che vuole abolire il Job Act per quanto riguarda i licenziamenti, non facendo presente che il tema dei licenziamenti è stato modificato con la legge Fornero e successivamente è stato modificato dal decreto dignità. Quindi non andrà mai ad abolire il Job Act, andrà a risistemare delle misure che sono modificate dopo il Job Act. E quindi vuol dire è anche un referendum fake, puramente politico. L'obiettivo di questo referendum è capire quanta gente andrà a votare. Ma sono referendum sbagliati, perché se noi pensiamo di ritornare al 1970 facciamo danno non solo al nostro paese e all'azienda, ma soprattutto ai lavoratori, perché non solo è cambiato il mercato del lavoro, ma sono cambiate anche le esigenze dei lavoratori e lo stiamo vedendo anche con i numeri, che nonostante cresca l'occupazione a tempo indeterminato, ci sono un numero importante di dimissioni volontarie, perché il lavoratore oggi è vero che cerca stabilità, ma cerca anche benessere all'interno dei luoghi di lavoro e si sta verificando una sorta di concorrenza tra le aziende per dare benefit ai lavoratori, e questo non è un elemento negativo, è un elemento positivo, perché vuol dire che i lavoratori si spostano perché trovano benessere in un'altra realtà produttiva. Quindi c'è un mercato in continuo movimento che non è più statico come era in passato. In passato tutti noi ce lo ricordiamo, l'importante era avere il posto fisso, avere la stabilità. Adesso anche le esigenze dei lavoratori sono cambiate, ma soprattutto dei giovani sono cambiate. E quindi il nostro DDL salari, gli obiettivi e le misure che noi stiamo portando avanti e stiamo mettendo in campo sono misure che vanno incontro anche alle esigenze dei lavoratori, che non sono più quelle del 1970, ma non sono più neanche quelle del 2015. Questo è poco, ma è sicuro. Senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Allora, i prossimi impegni saranno sempre portare avanti, ci sarà anche in tema di sicurezza sul lavoro, stanno arrivando nuove misure in tema di sicurezza del lavoro. Tutti noi sappiamo che i morti sul lavoro stanno aumentando in maniera importante, sono alti ormai da anni, tanto è stato messo in campo, tanto si sta facendo, ma c'è un focus particolare da parte del governo, da parte di tutta la maggioranza, ma anche del partito della Lega, che è sempre attento a queste problematiche, a queste situazioni. Poi ci saranno tante misure che andranno messe in campo proprio sui salari, e quindi il lavoro è continuo. E poi c'è il lavoro dei territori, perché comunque via da Roma le problematiche noi le intercettiamo dai territori, stando sul territorio e portando poi a Roma quelle che sono le problematiche, cercando poi di trovare delle soluzioni. Ripeto, non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo un'attenzione sul territorio e riusciamo a capire anche i vari problemi, ma anche il mondo che cambia. Stando chiusi nei palazzi questo non sarebbe possibile. Queste misure sono frutto di un lavoro sul territorio fatto attraverso l'ascolto e il dialogo con la parte produttiva e la parte lavorativa. E del resto la politica è l'arte del possibile e per poterla fare è necessario stare in mezzo alla gente. Allora, esatto. Buona giornata e buon lavoro. Anche a voi, buona giornata e buon Grazie. lavoro. A presto. Grazie. A presto. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89
705, ripeto, 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono: 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos. 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E rieccoci qua, 0292947222, bella gente, il telefono è aperto da questo momento, le 9, 2 minuti e 30 secondi, dai che abbiamo tempo fino alle 9.30, dopodiché ci si saluta e ci si ritrova stasera alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche onde. Se ci sono poi altre zappe le potete mandare al 340 670 9659 e potete tranquillamente dire la vostra. Tra l'altro mi ha scritto il nostro Alessandro Russo da Bologna, che voglio salutare. Buongiorno Antonino, buongiorno a te. Ho trovato eroica l'esternazione del cardinale Parolin, una persona che non si sente schiacciata da certe responsabilità, è una persona sciocca, un uomo di fede trova nella preghiera le risposte e in certe occasioni è palpabile l'opera dello Spirito Santo. A marzo 2024 io sono stato uno dei delegati nazionali che si sono riuniti per 5 giorni per scegliere il presidente dell'Unione Chiese Cristiane Adventiste. T'assicuro che gli incontri iniziavano alle 6 del mattino, colazione, e finivano dopo la mezzanotte. Non sono cose semplici e si tratta di cambiare l'organizzazione della Chiesa e la vita di tante persone. Alla fine mi sono accorto che il caso non esiste, esiste la volontà di Dio. Un abbraccio, vediamo allora che cosa succede. Sospetto, servizio sanitario tramite le regioni spinge per le visite intramenia a pagamento, mandando per le lunghe quelle normali, perché interessa in quanto una parte del pagamento va anche a loro Gino Roma. Sì, però poi carichiamo l'erario e ci freghiamo con le nostre stesse mani. El Vigo, un cattolico che vuole restare fedele alla Chiesa di Cristo, da anni non solo è abbandonato a se stesso, ma deve continuamente difendersi dalle deviazioni dottrinali e altro proposte imposte da un clero che folleggia. Però sai, il prete dice fai come ti dico io, non fare come faccio io. Noi ci fidiamo dei pastori, poi se la vedono con Dio. La sindrome di Russell Crowe, dopo il gladiatore tutti volevamo avere il suo fisico, cazzo adesso è lui che è diventato ciccione come noi, trasliamo il tutto su Italia-Germania, Walter. Ti voglio bene Walter, sappilo, ti voglio bene, lo dichiaro pubblicamente. 2 telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì. Ciao. Poi là.
Ben Ascolta, trovato. secondo me, so che tu non sei d'accordo, ma il pontificato di Papa Francesco è stato esiziale, ma non tanto per la questione immigrati, che pure ha il suo peso, quanto per altre faccende. Ma come si fa a dire che tutte le religioni sono uguali? Ma come si fa a dire che si va in paradiso comunque, basta fare i bravi, basta avere misericordia? Ma cosa ci hanno battezzato a fare? Cosa è servito tutto l'apparato che in passato ha creato una cultura, una civiltà? Io ti cito un episodio di Papa Francesco, scusami. Era stato organizzato un concerto di Mozart per il suo predecessore. Lui si è rifiutato di partecipare dicendo che non era un principe rinascimentale. Intanto non sapeva neanche che era nel cuore del Rinascimento, perché l'Italia è stato il cuore del Rinascimento, ma in più il giorno dopo ha ricevuto quegli energumeni con la Harley Davidson tatuati e con la coda di cavallo. Allora, di fronte a queste cose io non ho parole. Mi scuso e ti ringrazio. Ciao. Prego, ma diciamo questo, intanto gli arleisti sono figli di Dio esattamente come i vespisti, gli alfisti, i lambrettisti e tutti quanti. Per cui definirli energumeni tatuati non vedo che vantaggio, che cosa apporti alla tua critica. Detto ciò, io aggiungo un'altra cosa. No, io sono d'accordo con te. Questo pontificato ha portato una confusione enorme, specialmente quando lui disse che Dio non è cattolico. Se non è cattolico, allora io perché mi devo affannare ad andare in chiesa la domenica? Quanto al fatto, dice, comportatevi bene, questo era un concetto anche ratzingeriano, vivere etsi deus daretur, come se Dio ci fosse, che era quello che lui suggeriva agli atei, a chi non aveva un credo. E però resta sempre il fatto che, siccome il Concilio Vaticano II ha insegnato che la grazia agisce per vie misteriose, pur restando valido il nulla salus extra ecclesia, è chiaro che Dio salva chi vuole, questo è fuori discussione. Chi ha sincera voglia di fare del bene e di salvarsi, poi si salva. Comunque, abbiamo una telefonata ulteriore. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Io sono Cara Lisetta. Cambio argomento. Prego. Non voglio intromettermi su queste cose qua, di cardinali, eccetera. Allora, le violenze sulle donne, volevo parlare di questo, perché anche l'altro giorno, non tanto distante da qua, una ventina di chilometri, non è un caso italiano, bensì marocchino, comunque è sempre una persona. Allora, le pene necessarie, secondo me, in riferimento purtroppo a quello che le ho detto, ai gravi fatti di violenza sessuale che si susseguono con cadenze preoccupanti, secondo me. Allora, signor Tonino, siamo seri. A mio avviso l'alternativa credibile a queste situazioni sono, allora, misure e certezza della pena, quindi nessun sconto. Poi rimpatrio ed effettiva espulsione dal territorio italiano per quei soggetti naturalmente già gravati da questo provvedimento. Esempio, il kosovaro di tempo fa naturalmente uscito dal carcere doveva essere secondo me custodito in un centro e poi accompagnato nel suo paese perché gravato da relativo provvedimento. E poi aggiungo, per gli italiani, perché ci sono anche loro, mettiamo tra parentesi signor Tonino, adeguate misure di prevenzione e inasprimento delle pene. Un plauso, io dico, ai giudici di Treviso, ripeto, che in un caso hanno aumentato la pena rispetto alla richiesta. Tutto qua, io la saluto e una buona giornata anche a lei. Grazie. Ovviamente non possiamo fare delle norme per gli italiani e delle norme per gli stranieri. Sarebbero incostituzionali, prima di tutto, perché l'articolo 3 della Costituzione dice che nessuno può essere discriminato per lingua, sesso, religione, nazionalità, opinioni personali, condizioni sociali e così via. La seconda cosa, perché la fattispecie deve essere generale e astratta, quindi riguardare tutti i casi. Che ci voglia la certezza della pena e soprattutto niente sconti di pena per chi compie dei reati così odiosi come appunto la violenza sulle donne, su questo siamo totalmente d'accordo. Altra telefonata, pronto, chi è là?
Pronto? Sì, sì, Mario, ciao. Buongiorno Danna. No, Buongiorno io ieri sera stavo facendo una riflessione. Ogni Prego. tanto rifletto anch'io, è strano, ma rifletto anch'io. Allora, quello che io volevo dire è se ci fosse una campagna acquisti, per esempio, se si può, come nel calcio, prendere la Meloni alla Lega, cioè la Meloni intorno a sé c'ha una manica di incompetenti di classe dirigente veramente pietosa. Confrontandola con quella della Lega, che è la migliore d'Italia, io penso che se la Lega avesse come capo la Meloni tornerebbe di nuovo al 30%. Ma chi glielo fa fare di stare con quella classe dirigente lì, va bene? E magari non andare con un partito che ha, non so, un Bagnai, un Borghi, un Molinari, un Federica, uno Zaia. Cioè, io stavo pensando una cosa, e poi oggi devo andare al question time. Lei ormai ha raggiunto una dimensione internazionale stimata da tutti, padrona di 3 lingue, di capacità eccezionali, e lei vede che la politichetta italiana come una perdita di tempo, un teatrino. Dice: ma come, io mi confronto con tutti i più grandi del mondo, cara Danna, poi oggi devo andare in Parlamento, con chi mi devo confrontare? Con Bonelli, Fratoianni e Furfaro? E te rendi conto, Danna? Cioè, io penso che lei sta facendo, finalmente ci sta dando un indirizzo internazionale, non facendoci fare la solita figura dell'italietta pizza, spaghetti e mandolino. Ma per me lei è sprecata in Fratelli d'Italia. Cioè, io gli consiglio, sto facendo un paradosso, ma andare a essere il capo della Lega riporterebbe la Lega al 30%. E poi lei, vedo che proprio, e concludo, vedo la politica nazionale come un teatrino da operetta, una cosa, una barzelletta. Penso oggi deve andare in Parlamento al question time con chi? Con Bonelli, Fratoianni e Furfaro, dopo che il giorno prima hai parlato da padrona alla Casa Bianca con Trump, hai parlato con Erdogan, hai parlato con Zelensky, Putin e von der Leyen. È questo che io dico. Dimensione internazionale, per me è l'ideale per la Lega. Grazie. Ma quando a De Gasperi dicevano però la gente del tuo partito e quello sbaglia e quello fa, lui rispondeva sempre: costruisco con i mattoni che ho. Quelli sono i mattoni che ha voluto lei. La seconda cosa, sì, mi va bene la dimensione internazionale, ma un presidente del Consiglio, un primo ministro, non fa solo la politica estera, non si vive solo di politica estera. Un primo ministro si occupa persino, se c'è da fare una conduttura a Caltanissetta che porti l'acqua nell'interno della Sicilia, e ci sono discussioni su questo, perché il governo prima di tutto si deve occupare degli affari interni della nazione. Quindi va bene l'incontro con Trump, va bene con tutto, ma non puoi snobbare, non puoi dire faccio la superiore come tu, insomma mi pare suggerisca, spreco tempo per confrontarmi con Bonelli, Fratoianni e gli altri. Ma tu sei nel Parlamento italiano, non sei una sorta di ambasciatrice di buona volontà del paese in politica estera. Devi fare tutte e due. Pronto, chi è là? Pronto? Sì? Sono Ornella da Lecco. Oh, buongiorno Ornella. Buongiorno Antonino. Ascolti, io torno un attimo sul Papa. Prego. Certo che deve stare davanti al gregge, come hai letto prima, no? Basta che non ci porti nel baratro, però, perché ci stavamo andando, Cioè, io la vedo così. E quanto alla misericordia, insomma, la misericordia senza giustizia, a me non sembra misericordia. Per me, è una mia impressione, è stato nocivo per questa Chiesa. Spero nel prossimo, cioè che faccia davvero il Papa e non solo l'influencer. E poi ricordo un'altra cosa, che San Francesco è morto senza un soldo, che ha orecchie da intendere. Ciao. Vabbè, il fatto che avesse dei soldi da parte non vedo dove sia lo scandalo. Veniva da una famiglia, aveva dei soldi, li ha dati per i poveri, finita lì. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, Antonino, sono io, sono Walter. Poi, buongiorno. Ciao, vedo che apprezzi Dei le mie imperversi alla mattutine. grande. No, ho detto mi piace sapere che apprezzi le mie riflessioni mattutine. Volevo
volevo dire questo. Mi senti? Scusami. Sì, perfetto. Scusa, volevo dire questo, volevo esprimerti una solidarietà, una vicinanza, perché ieri ho sentito che stai leggendo il libro di Renzi, era solo questo, volevo esprimerti vicinanza, tutto qua. Ciao. Ma guarda, ti dico una cosa, io ho sempre avuto la passione per la lettura, ammetto che questo libro mi sta facendo venire l'orticaria di pagina in pagina, perché raramente ho visto un testo contenente così tanto astio verso una persona, verso una compagine, verso chi che sia, insomma. Lo trovo sgradevole, sì, sgradevole, decisamente sgradevole. 02, grazie Walter, 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659. Intanto l'ANSA ci aggiorna: scontri tra India e Pakistan, Rubio invita a disinnescare la crisi, almeno 34 morti al confine, tra le vittime anche 2 bambini, preoccupazione della Cina, l'esercito indiano ha annunciato di aver distrutto i 9 campi terroristici presi di mira nel corso dei raid aerei in Pakistan. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ma sono Lucia da Pogliano. Buongiorno. Allora, volevo rispondere al signore che ha parlato prima della Meloni che dovrebbe venire con la Lega. Se la Meloni fosse a capo della Lega, che facesse quello che faceva Salvini, mentre lei non lo fa, l'avrebbero distrutta anche lei, la distruggerebbe come ha fatto con Salvini. Non è il fatto che lei deve venire a capo della Lega, è il fatto che la Meloni va bene a tutti, perché vedi che cose eclatanti per noi non ne fa. Doveva fare il blocco navale, doveva fare l'autonomia, via dall'Europa e tante altre cose, e siamo qui ancora appesi a un filo. Però il mainstream continua a portare avanti la Meloni. Certo, allora va bene così, perché tanto che sono lì, papano tutti. Salvini, se era a capo lui del governo con tanti voti, aveva un forbicione che chissà quante spese inutili avrebbe tagliato, quanti magna avrebbe tagliato. Figurati se tutta la nostra burocrazia, tutti i nostri passi glielo lasciano fare. Purtroppo la gente crede alle favole che dicono i TV e i giornali. Sono stata abbastanza chiara, Antonino, o sbaglio? Ciao, mi dispiace sapere che io racconti favole, visto che faccio il mestiere di scrivere sui giornali. Mi permetto però di non essere d'accordo, per il semplice e banale motivo che intanto c'è stato un programma di governo, nel programma di governo non era previsto l'uscita dall'Europa, non c'è scritto da nessuna parte. La seconda cosa, questa cosa di dire è stata voluta dal mainstream, no, è stata voluta dagli elettori che hanno dato un subisso di voti. Questa è la realtà dei fatti e questa è la democrazia, per cui credo che dire ma what if, se ci fosse stato questo, se ci fosse stato quello. In Italia siamo molto bravi a raccontarci le nostre illusioni, però non si fa politica sulle illusioni, si fa politica sui fatti. La cosa più importante è che questo partito, che è la Lega, costituisca con i suoi interventi, con le sue cose che sta facendo. Pensate al mazzo che si fa a Gusmeroli per le varie rottamazioni. Poi non è vero che l'autonomia non c'è, la legge sull'autonomia è stata fatta. Tornando a noi, pensate a quanto mazzo si fa Gusmeroli, a quello che ha fatto Calderoli, a quello che fanno, a quello che fa Paolo Formentini alla Commissione Esteri, a quello che si fa, che fa anche la stessa Suad Sbai, pur non essendo in Parlamento nel Dipartimento per l'immigrazione. Pensate a quanto si sbatte la Ravetto sul tema della difesa delle donne, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che lo dica per piaggeria, non è questo il punto. Perché uno potrebbe dire, vabbè, tanto pigli lo stipendio dentro sta radio, per cui è chiaro che devi dire che a Quaiolo l'acqua è fresca. Non è questo il punto. È una constatazione di fatto, perché io con sta gente ho a che fare da 5 anni e lo vedi chi è che ci crede e chi è che non fa una mazza.
ma quelli che vedo sono gente che ci crede. Questo è il punto. Tutto qui. Quindi bisogna impegnarsi e aumentare i propri consensi, senza stare a guardare, ma se ci fosse, se non venisse, se ce l'hanno con noi, se siamo qua e se siamo là. Tutto qui, palla a terra e pedalare, come diceva qualcuno. 0292, e mi pare che si stia facendo, 029294 7222, bella gente, se volete telefonare, oppure 340 670 9659 se avete voglia di mandare delle zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. C'è un'altra chiamata, pronto, chi è là? Buongiorno, sono Laura di Bergamo. Buongiorno Laura. Signor Danno, non condivido quello che ha detto, perché vedi che anche Salvini aveva preso tanti voti, come mai non gli è andato il comando? Come mai? Aveva preso più voti ancora della Meloni e non l'ha messo. Perciò Chiedo è scusa, giusto che c'è la volontà del popolo, ma è anche ma c'è sempre di mezzo la volontà dei potenti. E io lo sguardo di Draghi, quando ha dato il campanellino alla Meloni, se lei osserva bene questo sguardo, vuol dire attenta di fare quello che ti ho detto, altrimenti non vai avanti. Capito, signor Rota? La ringrazio e la saluto. No, chiedo scusa, posso porle una domanda? Posso dica. porle una domanda? La Lega c'ha l'8% e Fratelli d'Italia il 31%. Dov'è che Salvini aveva più voti della Meloni? Io non parlo di adesso, parlo E di Salvini quando? ha avuto un sacco di voti e non gli hanno dato il potere, basta. Quando ha avuto scusi, un sacco di voti? Chiedo scusa. Ah, ecco. Li ha avuti quando ci sono state le elezioni europee, ma non erano le elezioni, Ma come si anche dice, prima, politiche. quando dopo sono andati su col coso verde, là, i grillini, quando hanno fatto il coso giallo-verde, Salvini aveva più voti di tutti. Non le hanno dato. Dai, tanto lo sappiamo, dai, signor Danna, adesso io sono una leghista di prima ora, seguo tutto e alla Lega hanno sempre cercato di tagliare le ali e basta, questa qua è la grande verità. Loro sia in un modo che nell'altro trovano sempre il potere di usare. La saluto e grazie. La saluto anche io. Allora, 029294 7222 se avete voglia di dire la vostra, oppure vedete un po' voi, insomma, come volete fare. 340 670 9659. No, Salvini non aveva più voti dei 5 Stelle quando si è fatto il governo Conte 1. Mi spiace dirlo, ma la Lega aveva 125 seggi alla Camera e i 5 Stelle 216, mentre invece al Senato la Lega aveva 58 seggi e 107 i 5 Stelle. Quindi no, purtroppo Matteo Salvini non ha avuto i numeri per poter fare il Presidente del Consiglio in quel momento storico. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, io sono militante dal 1997. Ne ho vissute tutte le ere della Lega, da quando c'era Bossi, la Marcia sul Po e tutto il resto, il referendum, eccetera. Dobbiamo fare un minimo di chiarezza, soprattutto per la signora che ha chiamato da Bergamo poco fa. Sì. Salvini ha preso con il governo giallo-verde, se non ricordo male, il 17-18%, mentre i grillini avevano preso, mi sembra, il 33%. Quindi non poteva diventare primo ministro. Te lo dice un leghista da 30 anni praticamente. Beh, lo dicono anche i numeri, non è questione di essere leghisti, è questione dei numeri. Esatto. Spiace dirlo, ma è così. Io posso consigliare alla signora di Bergamo che non serve fare i tifosi, bisogna fare i conti con la realtà delle cose e i numeri non sono opinabili, non è come la lingua italiana, che a seconda di dove metti l'accento una parola può avere un significato piuttosto che un altro, tipo compito e compito, ok? Ecco. Sì. La Lega ha avuto il 32-33% nelle elezioni europee, come hai detto tu, ma non c'entrano niente con le elezioni nazionali. Da allora, ovviamente, con il discorso della Diciotti e tutto il resto, c'è stato una progressiva riduzione dei consensi. E quindi Salvini oggi non può fare il primo ministro, perché come hai detto te,
la Meloni ha preso il 30% e giustamente, secondo i numeri, in base ai numeri, la Meloni è diventata premier. Dopo, tornando indietro e poi chiudo, quando nel 2018 ci sono state le elezioni dove Salvini è diventato vice premier con i 5 Stelle, la Lega aveva preso il massimo dei voti nella coalizione di centrodestra, se non ricordo male. Ma lì c'è stato lo zampino di Mattarella che non ha voluto dare il mandato, e quello sì, bisogna dare ragione alla signora Di Bergamo, che a noi ci hanno sempre cercato di bloccare. Però per il resto consiglio alla signora di fare meno una tifosa, è detto da un leghista, e di guardare bene, di controllare bene i numeri e i consensi. Basta, c'è soltanto da lavorare e, come dicevi tu prima, palla a terra e pedalare. Ciao Antonino, scusami. Ciao. Grazie a te. Comunque, per favore, anziché incartarci ora su che cosa c'era 10 anni fa, 15 anni fa, la rassegna stampa è di oggi. Teniamoci, vi invito a tenerci insomma un po' sui temi del giorno, perché è inutile che stiamo acqua passata, non macina più. Oh, mi scrive qualcuno, Stefano, ciao Stefano, buongiorno Antonina, hai nominato Gusmeroli e non resisto. So che non sei Semmi, vabbè, e quindi, ma voglio vedere se riesco a farti fare comunque una marchetta a un evento di territorio a cui parteciperà anche lui. Non è una marchetta, è informazione di servizio. Allora, l'evento è questo, energia, la Brianzetta della bolletta, da passato etero diretto a presente palliativo, ma verso un futuro decisivo di autonomia energetica. Il 15 di maggio alle 20:30, sala consiliare in via Roma 4 a Briosco. La sezione Lega Briosco organizza questo incontro e ci saranno nell'ordine Alessandro Corbetta, capogruppo Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Sergio Giraldo, saggista, analista, penna della verità. Viene presentato il libro L'impero minore, il ruolo delle direttive comunitarie negli anni come causa dei problemi che si manifestano nelle nostre bollette. Ci sarà appunto l'onorevole Gusmeroli, presidente della 10ª commissione attività produttive e 6ª commissione finanze, le mosse del Parlamento, quali difficoltà e quali opzioni delle amministrazioni locali. E infine Riccardo Pase, consigliere regionale e vicepresidente della 6ª commissione permanente ambiente, energia e clima, l'energia come asset strategico per sicurezza e competitività. 15 di maggio, ore 20:30, sala consiliare di via Roma 4 a Briosco, energia, la Brianzetta della bolletta. Beh, noi speriamo in una mini bolletta, ma in una brianzona bella grande, con le aziende che fatturano, la gente che lavora, guadagna in cassa, paga le tasse, contribuisce al bene comune e cresce i propri figli e sviluppa i propri sogni e li realizza, che è la cosa più giusta, perché la verità è che ognuno di noi ha diritto a essere felice. Io, in un momento come questo, in cui il mondo sembra essere veramente pieno di disperazione, questa umanità sazia e disperata, come aveva ragione Paolo VI, beh, io vi auguro il diritto alla felicità, perché abbiamo tutti diritto a essere definitivamente e decisamente felici, a perseguire i nostri sogni migliori, a perseguire il meglio che ognuno di voi desidera. Con questo, se non c'è più niente di telefonate, perché abbiamo ancora un minuto, se non abbiamo altre telefonate, perdonate l'italiano un po' terremotato di poco fa, io chiuderei e vi lascerei alle sapienti parole del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente, e poi dopo tutto il resto della programmazione della rete. Con me ci si ritrova alle ore 18:05 trattabili per Zoom. Stasera c'è con noi Paola D'Amico, parleremo, lo sapete, l'amica degli animali, parleremo delle zanzare e poi radiocronache del conclave. Grazie a tutti e a più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.